Che tristezza. Boh, ma siamo riusciti a salvare Tanto. tanto pesce. Sì. Secondo me sono venute fuori tranquillamente 2 tonnellate adesso, ma Sì, assolutamente. abbiamo fatto metà. Secondo me c'è ancora altrettanto. Un'altra metà abbondante, sì. Fine settimana Aspettiamo. lungo. Sì, impegnativo. Oggi un'altra di quelle giornate che non avrei mai voluto vivere. È finita, abbiamo perso. La siccità straordinaria e la scarsa portata d'acqua dalla Slovenia hanno decretato la fine del fiume Isonzo da Gorizia fino a pochi chilometri dalla foce. La maggior parte dell'asta è asciutta. Resistono solo alcuni tratti che rimangono sorvegliati speciali. Abbiamo perso un intero ecosistema, una biodiversità incredibile, un danno che non si potrà mai più recuperare. Oggi è in atto una delle più grandi imprese di recupero mai fatte in Friuli Venezia Giulia. I pescatori volontari supportati da mezzi e uomini dall'ente tutela patrimonio ittico, dal consorzio di bonifica e dalla protezione civile stanno recuperando in zona sagrada un quantitativo incalcolabile di pesci. Parliamo di barbi, cavedani, lucci, trote, carpe, anguille, tinche in quantità mai viste prima d'ora. Nelle ultime settimane, dopo l'asciutta del ponte dell'ex ferrovia, noi della Good Terror avevamo avvertito dell'enormità e complessità di questo recupero, proprio per la quantità spaventosa di pesce che nessuno sospettava, tranne noi, che conosciamo ogni singolo sasso di questo tratto di fiume. Non vi dirò dove sono stati spostati i pesci per non dare suggerimenti a persone di malaffare, ma sono stati portati negli unici punti in cui l'Isonzo ha ancora acqua. Abbiamo perso un fiume. In questo momento siamo in guerra, questo è il momento di intervenire, salvare il nostro territorio e un patrimonio genetico inestimabile, una biodiversità propria di quello che era uno dei fiumi più belli d'Italia. Finita la guerra, però, qualcuno dovrà risponderne, qualcuno dovrà prendersi le sue responsabilità, soprattutto politiche, perché non è la siccità che ha ucciso il nostro fiume, ma una politica assente, incapace perfino di capire quali sono i problemi che hanno generato questa situazione che ormai da più di 7 anni gridiamo a tutto il paese tramite i nostri canali di comunicazione, inascoltati. Un grazie infinito però a tutti, a tutte le persone che c'erano, pescatori in primis, una task force che ha lavorato in sinergia e in modo esemplare, facendo letteralmente i miracoli. Ma non è una vittoria, è una fottuta resa. Il nostro fiume più bello è morto, perché dove non c'è acqua non ci può essere vita. Abbiamo perso.